Insieme vicini è lo slogan della 124esima edizione di Fiera Cavalli. Benvenuti, siamo in diretta dallo stand di FISE Veneto, un luogo dove da sempre si lanciano i nuovi progetti importanti. E allora vi presentiamo questo. In apertura vi illustro i miei ospiti. Qui con me c'è Sonia Marai, referente di Cavalli in Villa per FISE Veneto. Buongiorno, ben trovata. C'è poi con noi Clara Campese, presidente del Comitato Regionale Veneto di FISE. Buongiorno Presidente. Do il benvenuto ad Elena Donazzan, assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Veneto. Grazie, buongiorno. Benvenuta Assessore. Do il benvenuto a Chiara Tani, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Rodari di Rossano Veneto. Grazie dell'invito. E a Doris Lando, assessore all'istruzione del Comune di Rossano Veneto. Buongiorno e grazie. Allora, oggi parliamo di un nuovo progetto che coinvolge bambini e poni a scuola insieme, con un valore educativo davvero molto ampio e importante. Con Sonia Marai, che ha accompagnato queste classi, questi bambini, vorrei che ci raccontasse un pochino, prima di illustrare il progetto con la Presidente Campese, un po' quanti bambini sono oggi in Fiera Cavalli, e li stiamo vedendo nel padiglione accanto al nostro, e un po' quali sono le loro emozioni. Allora, questo progetto nasce per far coinvolgere tutti i bambini degli istituti scolastici a questa grande possibilità di relazione con un animale, naturalmente dalle mille sfaccettature, e sia da un punto di vista emotivo, fisico, mentale. E grazie all'apertura diciamo che l'istituto scolastico, che qui viene rappresentato da 3 classi, ma in realtà sono stati quasi 500 i bambini che hanno partecipato a questa manifestazione, e il feedback è stato super positivo. Grande passione, grande interesse e grandi emozioni ha suscitato lo stare a contatto non soltanto col pony e quindi con l'animale che a loro è dedicato, ma anche a contatto con quello che era poi tutto il mondo del cavallo. Le immagini che si riferiscono alla prima edizione di Cavalli in Villa a Rossano Veneto, con questa rappresentativa molto importante di bambini che hanno partecipato, con i disegni che tra l'altro abbiamo anche qui e che sono stati premiati. Quanti bambini ci sono? Una sessantina qui in Fiera Cavalli? Qui adesso sono 3 classi, circa una sessantina di bambini che rappresentano le emozioni, si vede ma si sente anche le emozioni che vivono, no? È il loro modo per manifestare quello che stanno vivendo. Dove li porterete in giro oggi a Fiera Cavalli? Beh, un po' ovunque in realtà. Hanno già manifestato nel giro di poco tempo l'interesse per tutto quello che vedono, dal cavallo che salta, al cavallo da lavoro, al criollo, al salone del bambino, quindi un po' tutto quello che Fiera Cavalli ci può offrire sarà visitato da loro. Ultimissima cosa, velocissimamente, è contenta di questa continuità che viene data a questo progetto? Ecco, la novità è proprio questa, è la continuità, cioè riuscire a mantenere questo progetto non solo limitatamente a Cavalli in Villa, ma anche all'interno delle attività dei bambini nelle loro attività scolastiche. Quindi questa è la novità di questo progetto. Grazie a Sonia Marai, so che ha un grande affare oggi con questa rappresentativa di bambini e la lasciamo andare. Grazie. Ecco, Presidente, devo rimanere qui per una questione di regia, ma Presidente, ecco, questo è un progetto innovativo, si coinvolgono i bambini con le scuole e con l'equitazione. La novità del progetto sta nella continuità, quindi non è più un andare in maneggio, mordi e fuggi, ma c'è una continuità, più lezioni durante l'anno scolastico, ed ha una valenza molto importante. Intanto grazie, volevo premettere una cosa importantissima. Con l'ultima edizione di Cavalli in Villa abbiamo avuto un feedback enorme da parte dell'Istituto Rodari di Rossano Veneto, e questo ha fatto sì che pensassimo proprio di dare attuazione, poi l'assessore regionale dottoressa Donazzan lo spiegherà meglio, a questo progetto, e iniziando proprio dalla scuola di Rossano per premiare questa loro grande partecipazione
partecipazione e coinvolgimento. Ora, come ha ben detto, la caratteristica, la novità è proprio questa, la continuità, cioè fino ad ora tutti i progetti con le scuole in Italia avevano il carattere di episodicità, cioè si organizzava un incontro nell'arco dell'anno e terminato l'incontro, ecco, ovviamente questo sortiva degli effetti estremamente limitati, per noi dire quasi nulli. Pertanto con la disponibilità dell'assessore Donazzan e delle scuole, in questo caso della dirigente anche scolastica di Rossano, che ci ha aperto un pochettino la strada, abbiamo proprio ritenuto necessario di prevedere, con una cadenza che potrà essere mensile ma comunque adattabile alle esigenze dei vari istituti, ma che di per sé accompagni i bambini e le classi in tutto l'arco dell'anno scolastico. Quindi questo sicuramente sortirà l'effetto, uno, di avere più confidenza con l'ambiente equestre, con i circoli, più confidenza e conoscenza del pony, quindi fidelizzare il bambino alla relazione che si ha con il pony, e di conseguenza gli effetti anche benefici, perché si innescherà un meccanismo in cui anche le stesse famiglie, attraverso questo progetto, potranno rendersi conto che le attività che coinvolgono il bambino con l'animale sono assolutamente alla portata di tutti e quindi fattibili, sostenibili. È un progetto molto bello, voglio dire, perché davvero dare continuità e permettere a questi bambini, a questi ragazzi, di avere la possibilità di vivere il cavallo, il pony per tutto l'anno, integrandolo con il percorso scolastico, credo sia davvero importante. Assessore Donazzan, educazione ambientale, rispetto della natura, del territorio, degli animali, in questo progetto c'è tutto. C'è tutta una somma. Io ringrazio la FISE Veneto che ancora una volta dà stimoli anche alla pubblica amministrazione, l'ha fatto trovando molta attenzione nel comune di Rossano Veneto con il progetto Cavalli in Villa, che ovviamente coinvolge tutte le ville venete, il che significa anche fare una promozione culturale del nostro territorio che si sposa con questo nobile animale, ma si inserisce nelle scelte che la nostra regione ha fatto nell'ambito dell'educazione più in generale e della scuola nello specifico. Il Veneto investe molto nel potenziamento dell'offerta formativa, ritenendo peraltro che sia declinata e declinabile proprio con l'autonomia scolastica, quindi le scelte che le scuole fanno. Dentro questo potenziamento dell'offerta formativa, cioè vogliamo arricchire le scuole e ciò che offrono in Veneto, c'è una di cui specifico che riguarda gli sport, lo sport in generale, ed è per questo che con FISE qualche anno fa sottoscrivemmo un protocollo con la federazione, con l'ufficio scolastico regionale, cioè con il ministero sul nostro territorio, e dentro questo valore dell'attività sportiva c'è un'altra specifica. Il cavallo ha una capacità empatica straordinaria nei confronti dei più piccoli, evidentemente, nei confronti dei ragazzi in generale, e all'indomani mi permetta di dire di ciò che abbiamo vissuto tutti, ai ragazzi e gli studenti in particolar modo, cioè l'isolamento, l'incapacità di relazione. Questo significa aiutare questi ragazzi ad uscire. Quando io stessa sono andata a vedere quella bellissima manifestazione a Rossano Veneto e mi è stata restituita l'entusiasmo da parte del dirigente scolastico di come i bambini reagivano nel avvicinarsi al pony in particolare, al di là della gioia, no? Di vedere la gioia nei volti di questi bambini, c'è qualcosa di molto di più, è molto più educativo di quanto noi non si pensi. Metterlo a sistema, per cui per me questo protocollo avrà anche una funzione sperimentale. Ho chiesto già alla nostra dirigente scolastica di darci poi un'analisi, che cosa accade a una classe accompagnata in modo così strutturato, come ha detto la Presidente Campese, nel vedere il percorso che fanno, che cosa accade dopo. Se dovesse accadere qualche cosa che io spero e auspico molto positiva, sarà nostra cura allargarlo per poter permettere anche ad altri nell'autonomia di frequentare e di avere questo tipo di relazione. E chissà che qualcuno di questi bambini magari si appassioni a tal punto da sceglierla come professione futura, magari un giorno. Guardi, a me basterebbe anche solo che si avesse un rapporto diverso con l'ambiente, il cavallo lo permette, di rispetto con l'animale, il cavallo lo insegna, e di relazioni migliori.
Poi io sono un'appassionata e quindi magari sono un pochino più spinta in questo, però tutto lo sport fa bene, uno sport di relazione come quello con questo nobile animale aiuta proprio sotto l'aspetto educativo. Poi se saranno bravi i professionisti e magari qualche campione ce lo auguriamo. Certo, c'è sempre bisogno. Grazie Assessore. Chiara Tani, l'Istituto Rodari di Rossano Veneto è stato un po' il primo ad abbracciare, tra i primi ad abbracciare questo progetto. Ci racconta un po' com'è andata questa esperienza e che cosa vi torna indietro dai ragazzi? Quando prima dell'estate abbiamo conosciuto la FISE per il progetto Cavalli in Villa è nato subito una sorta di feeling, questo secondo me ce ne siamo accorti tutti. Ci hanno coinvolto inizialmente con il concorso grafico in cui i ragazzi hanno realizzato degli elaborati ed è stato veramente ben accolto dagli insegnanti, tant'è vero che noi avevamo la Cavalli in Villa alla fine del mese di settembre e appena tornati dalle vacanze a scuola diciamo che tutti i bambini si sono dedicati a conoscere il cavallo, perché il disegno non nasce in maniera estemporanea ma nasce da un lavoro fatto dai docenti. Tutti i bambini della scuola primaria quindi hanno imparato a conoscere il cavallo, ad apprezzarlo. Qualcuno di loro aveva già fatto delle esperienze, sono venute fuori tante emozioni. Tutte le classi hanno preparato un lavoro, è stata creata un'esposizione durante la manifestazione di Cavalli in Villa, sono state premiate alcune classi di cui oggi sono esposti qui i disegni e da lì è nato tutto. Quando quindi siamo venuti a conoscenza circa un mese fa dell'esistenza di questo protocollo ancora non applicato tra gli sport equestri e la scuola, in realtà ci è sembrata una naturale prosecuzione di quello che si era già iniziato, quindi prima si parlava di continuità e questo è stato quello che è successo. Abbiamo pensato di dedicare questo percorso ai bambini del primo anno della scuola primaria. Sono bambini che hanno appena iniziato a conoscersi e a conoscerci e pensiamo che il fatto di entrare in relazione con l'animale, che però prevede delle regole, perché l'animale prevede rispetto, prevede della dedizione, un certo tipo di comportamento, abbia una grande valenza educativa, oltre allo sport, che anche è qualcosa che poi subentra nel momento in cui il bambino entra in relazione con l'animale. Grazie a Chiara Tani. Assessore Lando, il ruolo delle istituzioni è proprio quello di sostenere fortemente questi progetti, proprio perché hanno una valenza educativa incredibile. Come amministrazione noi abbiamo appoggiato il progetto e siamo convinti anche della validità del progetto, perché comunque l'approccio del cavallo e l'avvicinarsi del bambino ancora a 7-8 anni è molto importante, perché impara loro a relazionarsi, impara loro a confrontarsi con un animale che a tutti gli effetti ha una sensibilità enorme e di conseguenza lo devi rispettare e percepisce anche le sensazioni che il bambino prova. Abbiamo accettato l'invito con entusiasmo e stiamo lavorando in sinergia anche con la FISE, con la dirigente scolastica, e crediamo nel progetto e speriamo nella continuità, perché un anno solo sarebbe troppo poco, cioè sarebbe un inizio, una prova che poi va a morire là e non va bene. Bisogna che ci sia un po' di continuità e speriamo nelle istituzioni. Ed è un lavoro di squadra, Esatto, come sempre, come in tutte le cose. Io ringrazio Clara Campese, l'assessore Elena Donazzan, Chiara Tani e l'assessore Doris Lando di essere stati con me, di averci raccontato questo progetto, poi ci ritroveremo. Prego Clara, voleva aggiungere qualcosa? Ecco, prima di concludere, rinnovare la mia e di tutto il Comitato Regionale Veneto, ma anche di tutti i nostri operatori, gratitudine all'assessore Donazzan. Questo, la prego, non è una formalità, glielo dico con il cuore, perché è da tanto tempo che si cercava di dare attuazione in questo modo a questo progetto e in realtà è successo adesso grazie alla sua sensibilità e all'attenzione, quindi questo era doveroso. Grazie ancora. Grazie a Clara. Ora ci sarà l'inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro di questa 124esima edizione di Fiera Cavalli, con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con il ministro all'agricoltura Lollobrigida. Ve lo documenteremo, rimanete con noi perché torneremo a collegarci a raccontarvi altri progetti, altri importanti risultati di FISE Veneto. A tra pochissimo quindi.